Bene, eccoci qua, tornati in studio per questa parte, Ermanno, della trasmissione che dedichiamo alla questione demografica. Allora, io ho parlato di glaciazione demografica, ma c'è un insieme, diciamo, tra virgolette, di realtà che continuano in parte a preoccupare, ma anche che fanno piacere, perché chiaramente se da un lato quella che più preoccupa è la crisi demografica, il fatto che nascano sempre meno bambini, dall'altra parte c'è da dire anche che si vive sempre più a lungo e quindi stiamo diventando un paese dove l'età media si sta alzando, chiaramente, però i figli sono il futuro della nostra società. E che futuro può avere un paese che non fa figli? Ma che tra 100 anni sarà un appendice dell'Africa o dell'Asia. D'altro canto, quello che noi chiamiamo i romani, a suo tempo con la caduta dell'impero sono scomparsi tutti. Che poi c'è qualcuno che ha detto che noi discendiamo dai romani, è una favola che non finisce mai. Ma questo è ciclico. Quando c'è una civiltà, la civiltà ha un vertice dopo il quale incomincia a scendere e c'è la scomparsa, perché il benessere, che è una cosa bellissima, non porta alla procreazione, perché avere figli comporta impegno, comporta capacità, e invece di generazione in generazione sembra strano, ma si perde il senso dell'educazione dei giovani. Ma non solo, ma anche il desiderio di averli. E allora oggi purtroppo dobbiamo dire che l'alternativa al figlio è il cagnolino piuttosto che la scimmietta o il coniglio. E questo fa parte di una fase di decrescita della popolazione. Quale sarà il nostro futuro, visto che l'Africa crescerà, raddoppierà nei prossimi 30 anni come popolazione, nonostante tutte le malattie che ha l'Africa, ancora la malaria che fa stragi, è la malattia più diffusa e più, diciamo, grave che ci sia al mondo. Nonostante questo continuano a crescere. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che se uno non ha troppe capacità economiche finisce con moltiplicarsi. E credo che sia un meccanismo che sta nella nostra psiche, che noi chiamiamo psiche, il nostro io profondo, no? Dove che in caso di estinzione, cosa che rischiano naturalmente gli africani, in una situazione di degrado totale, di difficoltà della sopravvivenza, ecco che la riproduzione diventa uno stimolo importante. Noi invece abbiamo le certezze e le certezze psicologicamente bloccano quella che è il fattore riproduttivo e in questo senso vorrei coinvolgere i nostri testimoni. I nostri ospiti che abbiamo qua in studio, li presento. Abbiamo il professor Oscar Miotti, buonasera, grazie per essere qua con noi. Buonasera, che è uno psicologo della famiglia e anche assessore alle politiche sociali e alla sanità nel comune di Castelfranco Veneto. Grazie per essere qua con noi. Grazie. E saluto l'avvocato Emanuele Compagno, buonasera avvocato Compagno, grazie anche a lei di essere tornato qua nei nostri studi, si occupa di diritto dei consumatori e della famiglia anche, oltre a essere un autore anche di alcune pubblicazioni. Con voi insomma cercheremo un pochino di analizzare quello che sta accadendo, perché come dicevo prima, Ermanno, sono dei fenomeni, quello del calo demografico che ormai si trascina da parecchio tempo e dopo anche lo sentiremo poi nei servizi. Tra l'altro abbiamo coinvolto in questo calo demografico anche gli immigrati che sono arrivati nel nostro paese, perché anche loro hanno iniziato a fare meno figli rispetto a quelli che facevano all'inizio quando sono arrivati. Diciamo che i migranti non vengono con la moglie, quindi il problema è la presenza femminile che non c'è. Ma il stesso problema c'era, parlo nelle Americhe, diciamo dell'800, dell'inizio del Novecento, c'era, e non se ne parla, la deportazione delle donne in America
perché esattamente come all'epoca di Roma il famoso ratto delle Sabine era indispensabile, altrimenti i poveri romani non si sarebbero comunque moltiplicati, rischiavano l'estinzione. Ma questo avviene in tutti questi fenomeni. Per esempio in Australia è stata la stessa cosa, ma addirittura c'è stato un film che racconta appunto bello, onesto, emigrato dove c'era Claudia Cardinale che era una prostituta che vi è invitato appunto da un migrante italiano, lei emigra e va a trovare, perché anche questa era una soluzione per l'epoca. Ecco, questo abbassamento della riproduttività e il concetto che prevale la parte ludica del sesso piuttosto che la parte riproduttiva. Oscar Miotti, a lei. Sicuramente è vero, prevale l'aspetto ludico del sesso. Una volta il sesso era estremamente connesso alla natalità o alla generatività. Bisognava, anzi, se uno non faceva un figlio, probabilmente incorreva anche moralmente in peccato, no? E quindi se uno aveva accesso alla sessualità, il figlio era assolutamente in linea, era auspicabile che ci fosse un figlio. L'altra faccenda riguarda... Il rapporto sessuale doveva essere solo finalizzato alla riproduttività. Assolutamente. Questo era l'incipit, diciamo, l'obbligo che faceva la Chiesa, perché se no facevi peccato mortale. Se tu facevi sesso solo per il piacere, era vietato dalla Chiesa, invece se facevi sesso pensando o avendo comunque intenzione di fare un figlio, allora eri assolto. Peraltro poi c'erano a quell'epoca, adesso non lo so, non sono pratico, ma c'erano due percorsi diversi, perché l'uomo praticava la riproduzione con la moglie, praticava la parte ludica e invece nei casini. Prego. Sì, questo, sono assolutamente d'accordo con questa citazione, con questo ricordo dei costumi. Adesso nella coppia entrambi devono desiderare fare l'amore, no? Devono desiderare sentirsi eccitati, sapere eccitare e poi anche arrivare all'orgasmo. Quindi rispetto alla sessualità è un lavoro, è un compito arduo. Prima succedeva che l'uomo si soddisfava, magari ingravidava la donna, ma non c'era tutta questa preoccupazione. Allora, era meglio prima? Assolutamente no, però è anche vero che l'aspetto generativo è l'ultimo dei problemi nella coppia, cioè le coppie vengono in consulenza all'inizio perché non hanno desiderio, non perché non riescono ad avere figli. Poi magari a 40 anni, anche 45, dicono vorremmo avere dei figli. E ahimè però l'età non aiuta, specialmente quella della donna in questo caso. Ho capito. Allora, vediamo il primo contributo. Senza figli, paese a rischio. L'inverno demografico, ormai strutturale in Italia e in Europa, si sta trasformando in una vera e propria glaciazione. Le previsioni sul futuro della popolazione residente in Italia non parlano di crescita, ma di un ulteriore calo dei residenti, di circa 900.000 unità previsto per il 2030, con una popolazione residente che passerebbe così dai 59 milioni a 58,1. I dati sono stati forniti dall'Istat. Se negli anni 60 il Paese registrava più di 1 milione di nuovi nati, nel 2022 siamo di fronte a meno di 400.000 nuove nascite. I dati parlano chiaro, oggi abbiamo 800.000 persone con almeno 90 anni, nel 2050 ne avremo 1.700.000, nel 2070 potrebbero diventare 2.200.000 e di queste 145.000 saranno ultracentenari, oggi sono 20.000.
Cosa significa tutto questo per un paese che oggi ha 59 milioni di abitanti e nel 2070 ne avrà 48? Le conseguenze di questi numeri saranno evidenti nel prossimo futuro, innanzitutto sui costi del welfare, sullo spopolamento, sulla crisi delle aree interne. L'inverno demografico assottiglierà la popolazione in età lavorativa, che rappresenta la base fondamentale del sistema tributario, pensionistico, economico, insomma la stessa sopravvivenza del sistema paese. Se da un lato quella che chiamiamo la silver economy, l'economia della terza età, viene proposta come la nuova frontiera della crescita economica in relazione all'invecchiamento della popolazione, nel complesso i dati sono però tutt'altro che rassicuranti. Già fra 20 anni quasi il 40% delle famiglie sarà composto da una persona sola, prevalentemente anziana, e anche per questo servono risorse aggiuntive per adeguare il welfare pubblico. Progettare assieme diritti e sviluppo è quindi la vera necessità e la vera sfida, pensando al welfare come uno dei nuovi motori di sviluppo e di occupazione per il futuro. Oppure quello che adesso stiamo definendo inverno si trasformerà in una vera e propria drammatica glaciazione demografica. Emanuele Compagno, allora questa immobilizzazione della riproduttiva forse è un bene, forse è un male, ma al di là di questo, cosa sarà l'Italia prossimamente? Visto che comunque abbiamo una immigrazione di cui abbiamo parlato un attimo fa e di conseguenza noi non riuscendo, l'unica maniera per poter tamponare una cosa di questo genere è proprio la quantità di popolazione che esiste nel Paese. Prego. Sì, allora è molto bello il servizio che abbiamo appena visto, mi sono sentito toccato in vari punti perché non soltanto lavoro molto con i minori, ma lavoro molto anche con gli anziani, con le amministrazioni di sostegno, le case di riposo, gli assistenti sociali, eccetera. Per cui mi rendo perfettamente conto quali sono le esigenze degli anziani di oggi e ce ne sono sempre di più, si stanno costruendo sempre più case di riposo e si stanno chiudendo invece le scuole, quindi abbiamo sempre meno bambini, abbiamo sempre più anziani da assistere. Quale sarà l'Italia del futuro? Beh, se non cambia il trend sarà un'Italia veramente in grande difficoltà perché non avremo più quella base lavorativa che produce e avremo sempre più bisogni per pensioni, per case di riposo e per servizi. Poi l'anziano è pensione di lavoro, ma è anche pensione di invalidità e anche accompagnatoria, quindi vanno ad aggiungersi ulteriori pensioni a carico di quelli che lavorano e non pagate con i contributi che la persona ha versato, quindi diventa sempre più pericoloso il tema. Sarà un'Italia che credo dovrà invertire il suo percorso. Il governo Meloni dice di avere come priorità questa cosa, però i pannicelli caldi non servono. Noi abbiamo 20 anni, 30 anni, 50 anni forse di politiche familiari che non sono state fatte. Quando andavo alla scuola sociopolitica della diocesi di Padova si parlava molto delle politiche familiari, del fatto che l'Italia non le abbia mai fatte per una serie di motivazioni, un po' perché si riteneva che l'Italia avesse un numero di abitanti importante, quindi non ci fosse bisogno. Il periodo fascista è stato un periodo nel quale si è spinto molto sulla natalità, un po' per una, dicevano, tradizione anticattolica che c'è in Italia e quindi come tale quando si toccava le politiche familiari sembrava quasi si volesse fare qualcosa a favore di una parte piuttosto che un'altra. Fatto sta che stiamo indietro anni luce rispetto alla Francia, alla Germania, all'Austria, all'Inghilterra. Ed è un tema questo di contributi certamente, abbiamo speso tanto con redditi di cittadinanza, abbiamo speso tanto con bonus facciati piuttosto che con 110, ma ci siamo dimenticati che in realtà la nostra vera priorità era assistere le famiglie perché se non abbiamo i figli tutto quello che abbiamo non serve a niente, se non ci saremo più come persone possiamo avere anche le case più belle di questo mondo, ma poi alla fine chi ci va ad abitare se non abbiamo le persone? Ma è una cosa molto semplice, chi pagherà le pensioni dei prossimi pensionati? Si risolve il problema portando gli immigrati in Italia? Credo di no. Ma non sono in regola. Ma questo, non è, questo vuol dire il fallimento di un popolo, il fallimento delle politiche familiari, vuol dire il fallimento di tutto il sistema paese. Adesso c'è una campagna elettorale
per le votazioni in Europa, perché non parlano di questi argomenti e parlano solo della deportazione dei migranti in Albania? Forse non sarebbe più interessante, io dico da un punto di vista di immagine, cioè se io fossi uno al governo attuale o all'opposizione, parlerei di questi problemi. Ecco, secondo me è un tema che non è ancora stato posto d'attualità in maniera preponderante. Ma dove stanno questi? Vivono su Marte? Cioè, i nostri politici dove stanno? A chiacchierare? Perché io ho visto una cosa, io ho cercato di esaminare, lei che è uno psicologo, di esaminare da un punto di vista psicologico tutti i politici che sono già passati e quindi la storia si è conclusa con la loro attività. Parlo degli Andreotti piuttosto che di Mussolini, eccetera. Avevano la capacità reale di affrontare questi problemi? Io mi sono reso conto che non avevano la capacità di affrontare i problemi e quando affrontavano dei problemi facevano degli emeriti disastri. Andreotti che va a baciare e abbracciare Totò Riina, mi sembra una cosa un po' disdicevole, no? Però l'ha fatto. Non è andato a abbracciare un povero disgraziato dicendo ci penso io. Ed è quello che ha fatto le baby pensioni, tra l'altro, in quel governo. No, c'era anche Rumor, sì, ma c'era anche lui. È stato uno degli istigatori perché in quel momento la democrazia era in crisi totale e quindi ha detto mettiamo in pensione i giovani che hanno 10-12 anni di anzianità. Oggi stiamo pagando 7 miliardi a persone che non hanno mai lavorato nella loro vita, però non arrivano i soldi per pagare i pensionati che vanno in questo momento in pensione e quindi proroghiamo la messa in pensione. Professore, ma questa gente ha cervello? Ma adesso dal senza offendere nessuno, parliamo in generale, sì, così. Sì. No, ma è chiaro che qui ci va un ancoraggio con la realtà e adesso, come vi accennavo prima, dal 1° di agosto io sono stato chiamato a diventare un amministratore locale e quindi c'è un contatto con la gente. Cioè ci rendiamo conto nella concretezza che si comincia a chiudere qualche scuola superiore. Perché? Perché non ci sono gli alunni, stiamo perdendo delle professionalità, non ci sono più. Allora adesso ci si tira da una parte all'altra gli studenti, no? E tornando ai politici, sì, mi viene da dire che c'è una certa miopia quando è stato dato la possibilità, e voi magari Ermanno tu puoi confermarmelo, ma quando è stata data la baby pensione si vedeva un trend di crescita della popolazione per cui c'era bisogno di dare lavoro e si poteva mettere in pensione anche gente che aveva lavorato 15 anni. No? E poi invece c'è stata la crisi del lavoro, ci sono state varie vicissitudini, adesso c'è una grande offerta di lavoro ma manca gente. Cioè, sì, ho capito, ma queste cose si ha anche, diciamo, non occorre l'intelligenza artificiale per capire che se io metto le baby pensioni, persone che peraltro, ti posso garantire perché ho una collega che è andata in pensione circa a 8-9 anni di lavoro effettivo, gli hanno dato un recupero anche delle assistenze che aveva fatto prima, gli ha recuperato perfino gli anni dell'università, sì. Quindi è arrivata ai 15 anni comunque avendone lavorato 6-7, adesso esattamente non lo so, è in pensione tuttora, cioè sono passati quasi 50 anni. Non so se mi spiego. Allora, c'è qualcuno che in quel momento il signor Rumor era una persona capace di intendere o di volere, oppure non riusciva a fare 1 + 1 = 2? Perché se io metto in pensione oggi una persona, vuol dire che io lo pagherò per sempre?
adesso invece devono andare in pensione più tardi, in maniera tale che non gli do la pensione, ma ecco, guarda l'effetto contrario, porto via il lavoro ai giovani perché viene occupato dai vecchi, giusto? Prego. Sì, sì, è così, è una logica che i politici hanno impostato e che non porta da nessuna parte, quella delle brevi pensioni, e adesso io ho fatto anch'io il riscatto della laurea perché altrimenti andrei in pensione a età molto, molto avanti. Le stanno sempre più procrastinando proprio per questo motivo qua. Sono state scelte negative quelle del passato che hanno portato a quello che tu parlavi di rumore eccetera, che hanno portato agli esiti che noi abbiamo, e questo cosa comporta? Quello che dicevi tu, cioè il lavoro viene occupato dai vecchi che potrebbero lasciare spazio, perché adesso siamo costretti ad allungare sempre più, però il tema d'attualità oggi qual è? Quanto avanti possiamo andare con queste pensioni, non quanto riusciamo a garantire alle famiglie che vogliono generare nuova vita e quindi portare una nuova contributo al mondo del lavoro. Oggi pensiamo sempre di più a quanto dobbiamo allungare, quindi abbiamo sempre una visione miope, abbiamo sempre una visione legata al contingente senza guardare a lungo termine. Ma forse non è colpa dei partiti? Beh, allora perché i partiti ti offrono, è come i ristoranti, vai a un ristorante perché c'è un menù di un certo tipo, vai a un altro ristorante perché è un altro, ma sei libero quantomeno di scegliere il ristorante e quindi anche il partito, no? Ma se poi dentro alla passata di verdura ci mettono della cacca, non è mica colpa nostra che abbiamo votato. Prego. Sì, è vero, adesso politicamente parlando un partito in questo momento qua deve guardare alla Silver Age, agli anziani, perché tanto i giovani non vengono a votare e quindi uno che fa il politico farà delle politiche per gli anziani, ma questo, se è vero da un punto di vista remunerativo a livello elettorale, da un punto di vista del futuro del paese non paga. Perché noi dobbiamo invece fare una politica di sostegno e di convenienza a fare figli. Se in Ungheria danno 30.000 euro se fai il terzo figlio, in proporzione, se in Italia mi danno... un grande potere d'acquisto in Ungheria. In Ungheria, a me ne danno 100.000, io ho la possibilità di portare i miei figli fino all'università, se mi danno 100.000 al terzo figlio. E questo ci va coraggio a fare una politica di questo tipo, perché altrimenti se pensiamo al vantaggio elettorale immediato andiamo a puntare sugli anziani, gli promettiamo gli ospedali con le badanti professioniste, che ne so. Certo. Certamente. Allora passiamo al secondo contributo. Meno figli. Meno figli e sempre più tardi. La curva discendente delle nascite in Italia non accenna a diminuire e nel 2022 si è registrato un nuovo superamento al ribasso del record di denatalità. Le nascite tra la popolazione residente sono infatti scese sotto quota 400.000, 393.333 per la precisione, 6.916 in meno rispetto al 2021. Dal 2008 i nati residenti in Italia sono quindi sistematicamente diminuiti. In termini assoluti rispetto al 2008 oggi si rilevano oltre 183.000 nascite in meno, il 31,8%. Il calo delle nascite è in parte causato dai mutamenti strutturali della popolazione femminile in età feconda, convenzionalmente fissata tra i 15 e i 49 anni. In questa fascia di popolazione le donne sono infatti meno numerose di un tempo. Quelle nate negli anni del baby boom, dalla seconda metà degli anni 60 alla prima metà degli anni 70, sono quasi tutte uscite dalla fase riproduttiva, mentre quelle che oggi ancora vi si trovano scontano l'effetto del cosiddetto
baby bust, ovvero la fase di continua riduzione della fecondità del ventennio 1976-1995, che ha portato al minimo storico di 1,19 figli per donna nel 1995. Negli ultimi anni si è inoltre attenuato l'effetto positivo sulle nascite determinato dalla popolazione straniera, iniziato nei primi anni 2000. In quegli anni le donne straniere realizzavano i loro progetti riproduttivi, contribuendo in modo importante all'aumento delle nascite e della fecondità del periodo. Da diversi anni in Italia ci sono comunque delle criticità che incidono sulle decisioni delle coppie nel mettere al mondo dei figli. Parliamo delle difficoltà a trovare un lavoro stabile, la bassa crescita economica, il problematico accesso al mercato delle abitazioni, fattori che stanno oggi contribuendo alla forte contrazione di primi figli nel Paese. Nel 2022, infatti, quasi un nato su due è stato un primogenito e si alza inoltre all'età in cui le coppie hanno il primo figlio. Confrontando i tassi di fecondità per età del 1995, del 2010 e del 2022, si osserva uno spostamento della fecondità verso età sempre più mature. L'età media delle donne che partoriscono è rimasta stabile, pari a 32,4 anni, più alta per le italiane, 32,9, rispetto alle straniere, 29,6, ma rispetto al 1995 la crescita è di oltre 2 anni. In misura marcata è cresciuta anche l'età media alla nascita del primo figlio, che arriva oggi a 31,6 anni di età, oltre 3 anni in più rispetto al 1995. Prego, Oscar Miotti. Stiamo andando verso anche il limite della capacità generativa di una donna. Se i 35 anni è l'età dove tu fai figli, cioè l'età limite dove tu fai figli sani e dove tu hai anche una capacità riproduttiva, dopodiché c'è un crollo della capacità di rimanere incinta e anche di poter fare dei figli sani. Ma vediamo gente che fa figli, donne che fanno figli anche a 40, cioè l'esperienza ci porta a questo. Allora, a mio avviso le coppie e anche la donna, ma nella coppia c'è bisogno di realizzare dei bisogni primari, che sono quelli di avere un buon lavoro, di poter viaggiare. Cioè prima, se hai un bambino non puoi viaggiare. Io ho una famiglia di 5 persone, immaginate voi trovare una stanza per 5, è un'utopia. No, non puoi andare via, quindi è poco adatta. Quindi le coppie fanno i viaggi prima, si comprano la casa, devono avere una macchina di un certo tipo, soprattutto anche la realizzazione lavorativa di un certo tipo, devi avere un lavoro di un certo tipo. Quelli sono i bisogni primari. La riproduzione chiaramente viene spostata avanti e se avvenisse intorno ai 31 anni, 32 sarebbe già una bella cosa. Non è così, non è così. Secondo me poi però uno arriva al punto in cui dice mi manca la possibilità non ho fatto dei figli, e lì forse bisognerebbe creare, come stiamo facendo questa sera, un'opinione che forse la realizzazione è anche attraverso la possibilità di avere dei figli. Noi dobbiamo creare cultura in questo senso. Sì, però diciamo, parliamo sempre di politica perché poi tutto viene gestito dalla politica, c'è poco da fare, dobbiamo fare conto su questo. La politica fa una politica per l'aumento della popolazione, vuol dire che io supporto le famiglie in maniera tale che non cada sulla schiena delle stesse famiglie il peso del costo di figli, perché un conto averne uno e un conto averne due, poi averne 3, e oggi è diventata quasi una follia. Ci vuole un grande coraggio, è quello appunto che stavi dicendo tu. E quindi cosa bisogna fare? Allora, sicuramente io voglio partire da quello che diceva il professore, perché secondo me è uno dei temi centrali, la cultura della famiglia, che noi non ce l'abbiamo in Italia.
C'è di più in Inghilterra, per esempio, in Francia, però in Italia fatica questa cultura della famiglia, cioè ci si realizza anche e soprattutto con la famiglia e con i figli. Realizzarsi nei figli e nella famiglia è un grande elemento di realizzazione della persona, che al pari del lavoro. Questa cultura noi non ce l'abbiamo e non passa nemmeno nei media, perché io vedo le fiction televisive della Rai o comunque la cultura generale che passa sui media, non è tesa a considerare il figlio o la famiglia come una realizzazione, ma è a volte considerato come un peso, oppure magari ci si perde molto nel valorizzare altri tipi di famiglie dove magari i figli non sono contemplati, e ora lì sì ci si perdono fiumi, ore di fiction televisive eccetera, ma sui figli viene quasi considerato come un disturbo. Io recentemente ho visto un articolo che è apparso sul Messaggero e sul Gazzettino, a cui ho chiesto di poter rispondere, perché una famiglia straniera diceva: noi non pensiamo ai figli, vivere senza figli è bello perché si può viaggiare, si possono fare delle cene, si possono fare degli incontri con gli amici tutte le sere eccetera. Sì, però sai cosa significa avere un figlio? Qual è la soddisfazione che hai quando hai un figlio, quando la mattina ti sale sul letto, quando puoi portarlo a scuola, o puoi comprargli qualcosa, o puoi viaggiare insieme, fargli scoprire il mondo. Lì hai la vera soddisfazione, cioè quella è una soddisfazione che ti riempie completamente la persona, che ti dà una prospettiva per il futuro, cioè quella è la vera realizzazione della persona. A volte veramente io, che ho 2 figli e che vedo cosa significa vivere con loro, prenderli in mano da piccoli, da quando cambi il pannolone finché li porti a scuola, gli fai vedere le cose, ecco, quella è stata ed è la vera realizzazione per me, e farlo magari insieme a tua moglie, ad una compagna, cioè questo spirito di famiglia in cui hai il figlio protagonista è la più massima realizzazione che uno può avere, anche al di là del lavoro, anche al di là di tante altre cose. Una volta anch'io avevo voglia di viaggiare, viaggiavo spesso, eccetera. Da quando ho i figli, la gioia che provo nello star con loro è molto più forte rispetto a quello che mi può dare un viaggio. E poi non è vero che non si può viaggiare con i figli. Io con i figli piccoli sono stato in Sicilia, sono stato a girare tutta la Sicilia facendo il tour, sono stato in Sardegna, in Puglia, sono stato a vedere Matera. Te li porti dietro, restano con te, non hai difficoltà. Io ho comprato la macchina, le 2 macchine che ho e l'appartamento in montagna l'ho comprato quando i miei figli erano già nati, quindi voglio dire non sono stato un ostacolo alla vita, non sono un ostacolo, tutto si può fare con i figli. Non è vero che bisogna, perché tanti amici miei dicono beh ma devo poi cambiare macchina. Non è vero, il bambino piccolo va bene anche su una macchina piccola, non c'è questa necessità. Fallo il figlio e poi vedrai cosa succederà. Però io recentemente mi sono trovato con i miei compagni, e dopo 25 anni, i miei compagni del liceo, avevo fatto una cena assieme. Però tantissime persone si sono magari sposate o si sono accompagnate, però non hanno fatto figli. Non hanno fatto figli. Io credo che manchi alle persone oggi un'attenzione nei confronti dei figli, che il figlio è la proiezione di te stesso, è la continuità di quello che stai facendo, e gli lasci in eredità la tua capacità, la tua conoscenza, tutto quello che puoi dare. Naturalmente ognuno dà una parte di se stesso, e diciamo è un investimento. Se noi vediamo il figlio come ostacolo, allora è un disastro. Io posso confermare che si può viaggiare con i figli, perché io sono andato nel 1974 a caccia di balene e c'avevo mio figlio in spalla e giravo un film, perché facevo appunto la caccia alle balene, e lui teneva il manico della cinepresa, allora non c'erano telecamere, e lo teneva tirato indietro, e quindi mi teneva addirittura in tensione la cinepresa. Ecco, oggi ha 50 anni, ma vedo che ha imparato molto bene da quella esperienza, ma anche dalle esperienze successive. Lo stesso vale per tutti gli altri miei figli. Abbiamo sempre viaggiato moltissimo e ci siamo divertiti moltissimo,
perché il figlio fa parte del divertimento della famiglia. Prego, professore. No, anch'io confermo, ho viaggiato anch'io tantissimo, mi ricordo con l'ultima figlia, aveva 15 giorni, avevo la multipla all'epoca, in mezzo, sul sedile in mezzo, sull'ovetto e via. Ma senza, non ci siamo mai posti il problema, è troppo piccola o altro, vedo che è cresciuta e quindi non c'è problema. Ma forse penso alla paura, c'è un certo perfezionismo al giorno d'oggi, che tu devi avere il figlio perfetto, no? La dico così in maniera molto semplice, quindi le persone si fanno delle preoccupazioni, dire ma sarò in grado, avrò bisogno dello psicologo, del pedagogista che mi dica come devo fare psicomotricità, che va bene, niente da dire, ma dobbiamo dare un sacco di opportunità, quindi il figlio diventa un impegno. Una signora stamattina disperata mi ha detto, sai, ho un'aggressività verso mio figlio perché mi dice no. E io dicevo, guarda che sta facendo il suo mestiere. Sì, però è un mese che è andato all'asilo nido e ha imparato tutte le malegrazie che poteva. E io non voglio un figlio così, era veramente in crisi. E qui invece bisogna accettare che il figlio si misura con la società, con gli altri, comincia anche a volte a tirarsi i capelli con un altro bambino e va bene, gli spieghiamo che non va bene. Quindi forse c'è proprio questa eccessiva preoccupazione, quando invece forse aiutare le persone a vivere più un contesto sociale, che si cresce non solo perché educo solo io, ma è la società stessa che educa. Forse viviamo con un po' più di sollievo anche questa dimensione, perché se tutto è caricato su di noi è chiaro che il figlio diventa una realizzazione impossibile. Bisogna viverli con gioia e non aver paura. E lasciarli anche un po' Prego. andare. E lasciarli anche un po' andare, perché vedo tanti genitori che conosco preoccupatissimi, oddio non vado al ristorante perché altrimenti il bambino si alza e fa versi. Ma è il suo modo di essere, lascia che faccia, cioè, non è che sta distruggendo il ristorante, si alza, magari cammina, cioè, dobbiamo anche lasciarli un attimo liberi un po', no? Altrimenti deve stare a casa, poi deve andare a danza perché deve imparare a ballare, se no deve andare al calcio, lo devi portare. Il bambino sta bene anche tranquillo in giardino a giocare con la terra, a giocare con la bicicletta, lasciamolo lì. Cioè, a volte c'è questa apprensione di cui tu parlavi, questa volontà di perfezione, che se non sono in grado di dargli tutto quello che la televisione, i telefonini mi dicono che devo dare, a questo punto sono a disagio, non sono in grado di fare il genitore. Ma pensiamo come vivevamo noi e come vivevano i nostri genitori. Avevano tutto quello che noi vogliamo e che i nostri bambini abbiano? No, eppure sono cresciuti a volte anche meglio di noi. Non è quello che fa il figlio, non è il telefonino, lo sport o la cosa che... È l'esempio del genitore. L'ossessione dei genitori nell'insegnamento. Perché il mercato vuole che noi, come dicevi tu, il mercato, il consumismo, eccetera, vuole che noi questi figli li vestiamo, gli diamo le scarpe, gli diamo i telefonini, gli diamo lo sport, gli diamo il giocattolo, gli diamo tutta una serie di cose che a un certo punto noi non siamo in grado di dare e pensiamo di non essere in grado di fare i bravi genitori. In realtà è il consumismo che ci rende succubi di tutto questo. Spogliamoci di queste cose e viviamo più naturalmente. Certo. Non c'è bisogno di tutto questo per il figlio, c'è bisogno di amore, certo. C'è bisogno di esempio e di capire che un figlio ti riempie la vita. Anche se magari è vestito non benissimo, anche se magari non ha l'ultimo giocattolo, anche se magari non ha l'ultimo sport, perché il figlio è umanità, è umanesimo, quello è quello che conta. Certamente. E allora, in conclusione, Miotti, cosa consigliamo ai genitori? Siamo i figli, perché i figli sono un investimento e un futuro. Se non vediamo che i figli sono un futuro...
Prego. Allora, se non vediamo che i figli sono un futuro, siamo senza speranza. Allora, per me credo che anche c'è proprio un bisogno intrinseco dell'essere umano di vedere che i propri geni continuano, no? Nel mondo, anche se uno dice ma una genetica più o meno, ma insomma siamo sufficientemente sani e quindi possiamo pensare questo. Ma poi soprattutto c'è proprio questo scambio che è venuto fuori, che anche il collega avvocato ne ha parlato prima, no? Questa gioia anche di questo dono, no? Cioè dare la vita, noi generiamo, noi che diamo la vita ma contribuiamo, è proprio un atto d'amore. Alla fine poter sperimentare questa dimensione di dare la vita e di prendersi anche cura è un'esperienza che è alla pari di tante altre esperienze, se non di più. Ecco, è impagabile questa cosa. Quindi io proprio lancerei un messaggio proprio di fiducia, e che intanto facciamo i figli e poi le cose si aggiustano. La macchina grande la compriamo se serve, certo. Ma il primo figlio non serve la macchina grande. Certamente. Compagno. È proprio così, questo è il messaggio che darei. Fare i figli non soltanto è bello, è divertente, stare con i propri figli è una gioia continua. Ecco, questo è un grande messaggio, perché mentre la cena mi dà la gioia, però finita la cena sono triste come prima. Magari la gioia mi dura per un po' e poi scema. Il figlio invece è una gioia che continua sempre e cresce sempre di più e si evolve sempre di più. Quindi è veramente il senso della vita ed è divertente. Ai genitori, a quelli che non sanno, lo faccio, non lo faccio, non lo faccio, fallo. Sei capace a gestirlo, sei capace ad educarlo, sei capace e sarai capace, non preoccuparti, sarai capace a gestirlo, sarai capace a mantenerlo, sarai capace ad educarlo, non creare dei problemi che non esistono, perché questi problemi che vengono creati da quel consumismo che ci vuole apprensivi e che ci chiede di sopire le nostre tristezze comprando prodotti. Ecco, stiamo attenti che questo è il circolo vizioso nel quale siamo dentro. Liberiamoci da questi condizionamenti. La nostra umanità e la nostra natura umana ci rende assolutamente capaci di gestire i figli ed è divertentissimo avere dei figli ed è una gioia impagabile e si può fare tutto quanto con i figli, anche andare a spritze o anche andare a ristoranti o a pizzerie. I figli non sono un ostacolo, si divertono con noi. Certo, grazie del vostro contributo, spero che i nostri telespettatori abbiano apprezzato i consigli e soprattutto i giovani che facciano figli, perché è un'esperienza unica al mondo, è un'occasione che quando l'hai persa non ritorna più. Questo sicuramente è una promessa, dobbiamo fare una puntata anche con chi i figli li mette al mondo. Certo. E con le donne, noi questa sera abbiamo parlato tutti da genitori uomini, chiaramente, ma bisogna parlare invece della condizione della donna, che molto spesso si trova in questa nostra società per motivi legati anche al consumismo ad avere il lavoro e anche la casa, e poi oltre il lavoro la casa anche i figli, quindi questo sarà sicuramente il tema di una delle prossime puntate. Sì, una battuta potrebbe essere, se posso, anche dovremmo coinvolgere il mondo produttivo oltre che i politici, no? Se potessimo anche coinvolgere loro e mettere la donna nella condizione anche di poter conciliare tutto questo. E poi la battuta finale è che genitori si diventa. Facevo delle conferenze quando ho cominciato a lavorare, no? Non si nasce genitori, si diventa, certo. E si diventa anche bravi quando si è genitori. Quando diventi bravo diventi nonno. Esatto. Esatto. Grazie professor Oscar Miotti per essere stato con noi, grazie all'avvocato Emanuele Compagno, grazie a tutti a voi per essere stati in studio, averci aiutato un po' a ragionare su questa che è
Questo che è un problema comunque, il calo demografico e soprattutto il calo delle nascite. Bisogna ritrovare la fiducia nel futuro, chiaramente, bisogna trovare anche le condizioni purtroppo economiche e quindi la nostra società dovrà in qualche maniera cambiare per mettere nelle condizioni le persone, i giovani in particolare, a trovare lavoro e avere la possibilità anche di avere il tempo per seguire anche i propri figli. Grazie ancora per essere stati con noi. Adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi ritorniamo con la nostra rubrica del Memento, che questa sera dedichiamo ancora una volta a Venezia, e parleremo anche del Mose. A tra poco.